Non è stato un fine settimana come gli altri, quello vissuto dal Malibran e dalla Fenice. Dopo un biennio che è parso eterno, i due teatri veneziani sono tornati alla normalità, aprendosi al pubblico con una capienza al 100%, naturalmente previa esibizione del Green Pass. Una riapertura totale e particolare, visto che il Malibran ha ospitato in collaborazione col Conservatorio Benedetto Marcello Engelberta, dramma per musica in 5 atti del compositore veneziano Tommaso Albinoni, un'opera che non veniva messa in scena dal 1709, a tutti gli effetti una prima mondiale in tempi moderni. A tutti gli effetti una prima mondiale in tempi moderni. Lo stile assolutamente originale di questo compositore importantissimo della civiltà musicale veneziana ci porta proprio a conoscere la grande personalità di questa regina Engelberta. Alla Fenice invece la capienza al 100% è stata salutata con l'esecuzione di due opere importantissime nella storia della musica e del genere sinfonico, la Terza Sinfonia di Brahms e la Terza Sinfonia di Bruckner. Dopo 2 anni la nostra orchestra con questo concerto torna sul palcoscenico. Dopo essere stata per quasi 2 anni in platea adesso ci sarete voi e l'orchestra sarà tornata nella sua posizione naturale.